Una notte difficile quella del sindaco di Badia Polesine, Giovanni Rossi, costretto a gestire il maltempo che si è abbattuto con ferocia sul suo comune. La stanchezza gliela si legge in volto. Si è scatenato l'inferno e nel giro di un paio d'ore sono scese 200 mm d'acqua, quell'acqua che di solito cade in 8 mesi. Tutta insieme, quindi nonostante che noi avessimo subito allertato la protezione civile e i vigili del fuoco, naturalmente ci sono stati grandissimi disagi, a cominciare dal fatto che ho dovuto chiudere le scuole. Badia Polesine non è nuova a questi eventi calamitosi. Ora bisogna pensare a come arrivare preparati a questo tipo di emergenze. Non solo con le forze del comune, ci vuole una joint venture insieme con gli altri enti di secondo grado, consorzio di bonifica piuttosto che acque venete, e vedere di fare una nuova progettualità. Sicuramente bisogna costruire dei bacini di laminazione. Non sarà facile perché in centro non c'è proprio lo spazio fisico dove costruirli. Naturalmente i costi saranno altissimi, ma prima o poi bisogna iniziare. Devo dire anche che c'è stata una cementificazione eccessiva. Naturalmente negli anni passati non c'erano le prescrizioni che ci sono adesso. Certamente adesso quando si costruiscono delle nuove residenzialità le attenzioni sono maggiori, ma noi paghiamo anche anni dove purtroppo c'è stata una cementificazione selvaggia. Se noi mettiamo anche che il clima è cambiato, perché non si può non dire che il clima è cambiato, queste bombe d'acqua purtroppo sono sempre più frequenti. Il sindaco ha poi voluto lanciare un messaggio ai suoi concittadini. Sono dispiaciuto, a me dispiace perché sono andato sotto acqua anch'io e ho anch'io tirato fuori acqua. Devo dire anche che purtroppo bisogna cominciare a pensare di avere dei presidi personali, privati, per poter far fronte a queste emergenze. Intanto bisogna cominciare ad installare delle pompe e delle valvole di non ritorno, comprare delle pompe, ma non delle pompe elettriche, ma delle pompe a motore, perché naturalmente poi la prima cosa che succede è che tolgono l'energia elettrica e quindi le pompe non sono più funzionanti. Ci sono dei piccoli investimenti anche che ognuno di noi può fare ed è arrivato il momento di agire.